Buongiorno, ben ritrovati. Focus TG, le notizie da tutto il nord-est. Anche oggi staremo insieme fino alle 13:30 per raccontarvi ciò che accade nel nostro territorio e in primo piano facciamo una panoramica sul maltempo delle scorse ore. Era annunciata un'allerta maltempo non solo per pioggia ma soprattutto per forti raffiche di vento, e diciamo che nelle varie province non sono mancati i disagi e i danni, anche se contenuti rispetto ad altre situazioni analoghe in passato. Certamente qualche danno c'è stato, e allora il primo passaggio che facciamo è nel Veneziano, dove ci sono stati allagamenti e alberi caduti, anche qualche danno, come ad esempio al polo nautico di Mestre. Allora, collegamento subito con Anna Maria Parisi e Simone Merlo. Buongiorno. Eccoci, buongiorno Nicola. E come dicevi tu, allagamenti e forte vento hanno segnato la mattinata di oggi, con i veneziani in particolare che si sono svegliati con questi forti disagi, in particolare lungo la zona sud di Venezia. Chioggia soprattutto, diverse strade sono state trasformate in veri e propri corsi d'acqua, tanto da costringere il comune con il sindaco Armelau a emettere un'ordinanza per la sospensione del mercato cittadino. Come dicevi tu, ecco il cartello che si trova qui al polo nautico dei canottieri di San Giuliano a Mestre: lavori in corso. Qui diversi e forti i disagi, con tanti allagamenti, come vediamo dalle immagini di Simone Merlo, lungo il circolo del tennis, con il vento che ha provocato quanto stiamo vedendo in questo momento, con tanti ambienti che sono finiti letteralmente sott'acqua, e le coperture dei campi da tennis, come vediamo con i palloni aerostatici, queste tensostrutture che sono letteralmente crollati. Ecco, vediamo da queste immagini che sta riportando in diretta Simone Merlo come non soltanto siano crollati, ma addirittura sono crollati sotto l'acqua battente della pioggia caduta giù questa notte. Adesso ci sono diversi operai al lavoro lungo la zona sud-ovest, verso la laguna per intenderci, e i danni, diceva il responsabile della struttura Paolo Kumman, che in questo momento non è potuto essere qui con noi perché fuori città, i danni possono essere veramente forti, considerato che crollando la struttura ha portato con sé anche tutto l'impianto luci e non soltanto. Ora sarà da capire se i danni, come accennava sempre Paolo Kumman, possono aggirarsi a diverse migliaia di euro, ma numerose sono state le richieste di intervento ai vigili del fuoco, con una decina chiamate in coda alla centrale di Mestre già dalla serata di ieri, naturalmente, e dal mattino di oggi, soprattutto, come dicevi tu, per rami, arbusti, pali e antenne pericolanti. A Spinea, in zona Graspo de Uva, è stata segnalata dei pali della segnaletica abbattuti, mentre a Milano si registrano anche alberi sradicati. Disagi pure a Quarto d'Alpino, sul ponte di ferro, con un'auto che è sbandata probabilmente a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia e dal forte vento. Il forte vento che è presente anche in questo momento, e comunque noi continueremo ad illustrarvi la situazione per il maltempo. Nonostante questo, uno scorcio suggestivo ci arrivava questa mattina da Burano, dove dopo la pioggia è comparso anche un arcobaleno, ma adesso non abbiamo la foto per mostrarvela, segnalato sopra la laguna. Con le immagini di Simone Merlo vi restituiamo la linea e vi aggiorneremo nel corso della giornata. È tutto da Mestre, linea a te Nicola. Grazie Anna Maria Parisi. Dicevamo, è stata un po' una situazione
simile in tutto il Veneto. Andiamo a vedere cosa è successo nella Marca stanotte. Pioggia e soprattutto forte vento che hanno provocato diversi danni, in particolare tra Treviso e Monastiero, una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per la rimozione di alberi e rami caduti e per la messa in sicurezza di pali pericolanti. Pompieri impegnati poi anche a Ponte di Piave per un incendio causato da un quadro elettrico in una palazzina di 4 appartamenti. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Queste sono immagini che si riferiscono a Treviso, i vigili del fuoco al lavoro, piante cadute, ovviamente problemi di stabilità e anche un po' di traffico. Ancora stavolta nel Vicentino con le piogge e raffiche di vento, anche in questo caso lo scenario non cambia, anche in questo caso il vento ha fatto cedere qualche albero e fatto cadere qualche ramo nell'Alto Vicentino, in particolare tra Schio e Valli del Pasubio. Interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le aree e rimuovere le piante e gli alberi pericolanti, già risolti in mattinata, che hanno riguardato soprattutto le zone collinari della provincia. L'altro effetto di questo crollo termico, anche l'altro grande effetto della nottata, era atteso questo crollo termico ed l'altro effetto è quello di una neve fuori stagione, una neve di primavera, di fine primavera, e la neve è tornata a imbiancare altopiano di Asiago e Grappa. Nevica da questa notte sui rilievi del Bassanese con accumuli di una decina di centimetri anche sui paesi. Asiago si è svegliata sotto la neve, come pure Gallio e le altre località del comprensorio. La neve si è vista fino a quote collinari, con tutte le ricadute ovviamente del caso per la viabilità locale. Bianca anche la cima del Grappa, dove la coltre si è depositata sulla neve di febbraio che non si era ancora sciolta, creando uno spettacolo invernale che è tuttora visibile da tutta la pianura. E la neve è arrivata fuori stagione, lo dicevamo a fine primavera, anche sui colli euganei. Il colpo di coda dell'inverno annunciato dalle previsioni meteo ha portato un'inaspettata neve sui colli euganei. I fiocchi di nevischio hanno imbiancato il Monte Venda, la cima più alta dell'area collinare. Le immagini di Luca Tecchiato, meteorologo amatoriale, hanno ripreso la spolverata a quota 550 metri. I fiocchi di neve misti a pioggia sono scesi di primo mattino anche in alcune aree della pianura dei colli euganei sopra Castelnuovo. La pioggia, iniziata ieri sera su tutta la provincia, ha portato un abbassamento delle temperature dopo l'assaggio di primavera dei giorni scorsi. L'ondata di maltempo dovrebbe però concludersi già oggi e da domani le temperature dovrebbero tornare a rialzarsi. Un colpo di coda, come diceva Valentina Visentin nel servizio. Adesso invece apriamo la pagina della cronaca con, in ordine cronologico, la notizia di questa mattina è che i carabinieri di Treviso hanno individuato e notificato in carcere un'ordinanza di custodia cautelare ai 2 presunti responsabili di una violenta rapina che era avvenuta nel novembre scorso a Villorba ai danni di una sala slot. I banditi avevano fatto inginocchiare i presenti puntando la pistola e fuggendo con il bottino. Ci racconta tutto Daniela Sizia. 2 malviventi identificati per una rapina messa a segno alla sala slot Admiral di Villorba nel 2025. Sono in compagnia del comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, il tenente colonnello Stefano Mazzanti. Comandante, come siete arrivati a loro? Buongiorno innanzitutto. Dunque l'episodio è un episodio grave che è accaduto nel novembre 2025, è una rapina abbastanza efferata. Parliamo di 2 soggetti travisati e armati che avevano fatto addirittura inginocchiare due clienti per poi impossessarsi di quello che era l'incasso. Siamo arrivati a loro tramite alcune tecniche investigative innovative. Abbiamo preso dei filmati di videosorveglianza e abbiamo fatto delle perizie anche di tipo antropometrico per poter risalire ai soggetti, di cui chiaramente avevamo già un'idea, e poter avere poi la conferma che fossero loro i 2 autori del reato. Quindi nei confronti di uno è stata messa una misura di custodia cautelare in carcere che è stata eseguita nella giornata di ieri dai militari della stazione di Villorba. Ecco, loro si trovano in carcere a Padova, per quale motivo?
E sono in carcere a Padova per lo stesso motivo, quindi una serie di rapine compiute in varie province del Veneto e anche oltre, che avevano lo stesso caratteristica e lo stesso modus operandi. Quindi anche in questo caso la Procura di Padova aveva richiesto e ottenuto delle misure cautelari che avevano poi quindi portato in carcere i 2 soggetti insieme ad altri 2 complici. Ecco, indagini che hanno portato poi anche ad una perquisizione ed è stato trovato diverso materiale nelle abitazioni. Sì, in particolare è stato trovato l'abbigliamento che corrisponde a quello che indossavano i 2 autori della rapina nel corso appunto dell'evento di novembre del 2025. In più è stato trovato un strumento da scasso che serve per aprire alcuni tipi di autovetture, in particolare loro prediligevano un tipo di autovettura, un tipo di utilitaria, e un dispositivo cosiddetto jammer che serve a inibire eventuali microspie, eventuali altri dispositivi elettronici che poi noi utilizziamo di solito per le captazioni investigative. Comandante, un'ultima domanda. Potrebbero essere loro gli autori di altri colpi messi a segno, non solo nella Marca? Diciamo che l'attività svolta a Padova più la nostra fanno capire sicuramente che sono sospettati di essere responsabili, quantomeno autori di più colpi, e stiamo approfondendo per vedere se la loro responsabilità può essere allargata anche ad altri eventi. Grazie davvero, grazie comandante. La linea allo studio. Allora, questa è l'operazione delle ultime ore, ma già ieri i carabinieri ci avevano raccontato, l'abbiamo raccontato nei nostri servizi, di aver identificato gli autori di 2 violenti tentati scippi e anche di una rapina, 3 colpi messi a segno in un giorno, e la cosa particolare e inquietante è che i responsabili sono un 13enne e un 14enne. Aggredivano le vittime alle spalle, le facevano cadere e poi strappavano loro le borse. 2 tentati scippi ed una rapina. Gli autori sono stati identificati e denunciati per rapina e tentato furto con strappo. Si tratta di 2 giovanissimi, 13 e 14 anni. Il primo di origine domenicana e il secondo colombiano. I colpi sono stati messi a segno a Conegliano il 16 marzo scorso. Il fatto più grave è avvenuto in via Cavour. Nell'ultimo caso la signora è rovinata a terra e in quella circostanza i 2 sono riusciti a sottrarre la borsetta, che poi abbiamo ritrovato poco distante. La vittima è una pensionata di 67 anni che ha riportato una lesione alla mano sinistra, una rapina per sottrarre alla donna 50 euro. Il più piccolo dei 2, quando è stato individuato, all'esito della perquisizione all'interno degli slip abbiamo trovato la tessera del codice fiscale sanitaria appartenente appunto all'ultima vittima. I 2 minori sono inoltre ritenuti responsabili di altri 2 tentativi di furto con strappo avvenuti nella stessa giornata, sempre nel centro cittadino, ai danni di una donna di 29 anni e di una 74enne. I minori sono stati identificati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile grazie alle telecamere di videosorveglianza e ai testimoni. Il 14enne per ora è irreperibile. Uno dei 2 al momento è irreperibile perché la famiglia è rientrata nel paese di origine e quindi stiamo cercando di capire in che contesto è maturato questo gesto, che sicuramente è un gesto molto grave e che per fortuna è stato risolto nell'ambito di poche ore. Il plauso del sindaco di Conegliano ai carabinieri, ora dice pene severe. Adesso ci aspettiamo, come abbiamo sempre detto, che le pene siano importanti, anche se sono minorenni. Ci preoccupa anche l'età assolutamente giovane dei 2 ragazzi, uno dei quali era scappato da una comunità, però ripeto, ci dà anche la serenità di vedere che le forze dell'ordine sono sul pezzo e, come sempre succede sul nostro territorio, grazie anche alle molte telecamere che sono predisposte, sono stati identificati e assicurati subito alla giustizia. Nel Padovano invece razziata una gioielleria all'interno di un centro commerciale di Este. Hanno divelto con un flessibile la saracinesca e poi hanno fatto razzia di oggetti preziosi. Torna a colpire la banda delle gioiellerie, questa volta il colpo all'interno del centro commerciale di via Versorio a Este. Il furto è avvenuto intorno alle 2:30 di notte. I malviventi hanno razziato il negozio Orofino, il bottino è in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri del Norm di Este per i rilievi, fondamentali per le indagini, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale. Secondo quanto ricostruito
ricostruito. La banda, dopo la razzia, si sarebbe dileguata a bordo di un'auto in direzione Monselice. Quello di Este è l'ennesimo colpo ai danni di una gioielleria. Una settimana fa era stata razziata un negozio di Piazzola sul Brenta e prima ancora a Montegrotto Terme. Obiettivo invece dei banditi a Breganze nel Vicentino, abiti di grandi firme, un assalto con un bottino da 100.000 euro. Sono entrati qui alle 1.08 e alle 1.016 se ne sono andati, quindi anch'io sono stato il primo ad arrivare, ma i tempi sono stati veramente velocissimi. Come sono arrivato ho trovato le strade chiuse, perché loro appunto avevano rubato queste 4 macchine posizionate all'esterno della strada principale, quindi anch'io ho dovuto avvicinarmi a piedi, che naturalmente ho aspettato le forze dell'ordine prima di arrivare. Sì, è stata una cosa veloce, sicuramente programmata e sicuramente qualcuno sapeva, perché è stato tempi veramente velocissimi. Immagini scioccanti, tempi velocissimi per l'assalto alla Prandina di Via Maglio a Breganze, azienda che produce capi d'abbigliamento per grandi marche. Il comando, abbiamo sentito dal titolare, ha bloccato le strade, ha sfondato il cancello principale per poi abbattere l'ingresso del magazzino con un furgone. 100 di migliaia di euro il valore della merce rubata, almeno in 4 i banditi che hanno agito con i volti travisati da passamontagna andando a colpo sicuro, così come era successo giusto un anno fa. Esattamente un anno fa, probabilmente dalla stessa banda, perché anche in quel caso lì che hanno rubato anche il furgone l'ho ritrovato circa giusto un mese fa nella zona di Modena, e anche questa volta il furgone l'hanno ritrovato il giorno dopo sempre in quella zona, quindi pensiamo che anche con le forze dell'ordine che siano la stessa banda. A nulla, dice Prandina, è servito intensificare i sistemi di allarme e videosorveglianza. Abbiamo rinforzato tutte le porte di sicurezza appunto che vanno all'esterno, il portone era stato rinforzato, tutta la videosorveglianza, però evidentemente non è sufficiente, quindi loro sapendo prendono anche le contromisure. Assalti sempre più frequenti che potrebbero essere riconducibili alla stessa banda, visto il modus operandi dei malviventi, e crescono preoccupazione e amarezza. In 30 anni era mai successo a mio padre a suo tempo, adesso 2 volte in un anno, più che altro hai la sensazione che qualsiasi cosa tu adotti non sia sufficiente, perché appunto queste bande sono organizzate. Si parla di un centinaio di migliaia di euro, però ci sono anche i danni. Sì, il portone sfondato, il portone davanti, la porta qui che divide la zona di produzione che è stata appunto forzata, e quindi adesso bisogna imboccarsi le maniche. E poi le truffe, o meglio gli anziani vittime di furti e raggiri, come ad esempio a Costozza, cimitero di Costozza a Longare, dove un'anziana è stata ingannata e derubata da una donna che, fingendo, come spesso accade, di prestarle aiuto, si è avvicinata e le ha rubato la collana. È stata avvicinata da una donna che, fingendosi fisioterapista e con la scusa di offrirle aiuto per un presunto problema al collo, è riuscita a sottrarle la collana. È un episodio davvero molto triste che è successo l'altro giorno, dove essenzialmente una signora anziana all'interno del cimitero è stata avvicinata da una sedicente fisioterapista che con abilità è riuscita, fingendole appunto di soccorrerla e di aiutarla, le ha sottratto sostanzialmente la collana. A ricostruire la vicenda, che si è consumata in pieno giorno al cimitero di Costozza, e allertare i cittadini attraverso i social, è il sindaco di Longare che rivolge un invito alla massima attenzione. Lavoreremo sicuramente sulle indagini, però quello che è importantissimo è riuscire a prevenire questi episodi. È molto difficile, perché soprattutto queste truffe sono veramente molto pesanti, perché vanno a colpire soggetti fragili che ripongono fiducia nel prossimo, come gli anziani, e questo è davvero molto spiacevole. Però è fondamentale che si crei una consapevolezza da parte delle persone di cercare di evitare ogni contatto e di lavorare appunto con un sistema di consapevolezza che permetta di prevenire. Forze dell'ordine a lavoro per analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza e intensificare i controlli sul territorio, anche perché poche notti fa proprio il cimitero di Costozza è stato teatro di un furto alle coperture di rame. Anche in quel caso siamo convinti di poter dare un contributo positivo alle indagini attraverso il sistema di videosorveglianza. È un aspetto molto importante del nostro territorio, perché abbiamo lavorato in maniera molto capillare appunto sul riuscire a
inserire tutta una serie di videosorveglianza di controllo varchi all'interno del nostro territorio. La notizia di cronaca giudiziaria da appena un mese dall'inchiesta della Procura di Verona che, lo ricorderete, ha portato alla chiusura di un asilo nido e l'interdizione di 5 maestre, lo ricorderete, un fatto a cui si riferiscono queste immagini. Emerge un altro caso in una scuola dell'infanzia della città scaligera. È stato infatti chiesto il rinvio a giudizio per una maestra della materna accusata di aver maltrattato con condotte abituali tra il settembre 2022 e il febbraio 2024 i bimbi che le erano stati affidati. Stando alle accuse, la 65enne si sarebbe accanita in particolare contro una decina di bambini, tutti di un'età compresa tra i 2 e i 6 anni. Oltre a gridare contro i piccoli, inveendo e minacciandoli, la donna si sarebbe anche resa protagonista di episodi violenti. Quando un bimbo diventava ingestibile, ad esempio, secondo la procura, lei lo bloccava a terra e vi si sedeva sopra, oppure lo teneva fermo contro il muro con dei cuscini da palestra, o ancora lo rinchiudeva in una stanza da solo per punirlo. La maestra inoltre avrebbe tirato i capelli ai bimbi, li avrebbe picchiati con schiaffi e botte in testa e talvolta avrebbe anche impedito loro di andare in bagno. Al momento del pranzo li avrebbe forzati a mangiare infilando loro la forchetta in bocca mentre piangevano, tanto da arrivare a farli vomitare. Davvero terribile questa vicenda, che è una vicenda nuova rispetto a quella delle 5 maestre che sono state interdette, ma è molto simile per modalità. È ancora una vicenda che arriva dal capoluogo scaligero, da Verona, ancora un asilo, ancora maestre sotto inchiesta. Ieri invece in tribunale a Padova la condanna in primo grado per la 29enne che nell'ottobre 2024 diede alla luce una bambina e la uccise gettandola nel water. Omicidio volontario aggravato, 16 anni di carcere per Melissa Russo Machado, la 29enne italo-brasiliana che la notte del 29 ottobre 2024 partorì sua figlia e la affogò gettandola nel water dell'appartamento che condivideva con delle colleghe sopra il nightclub Il Serale a Pieve di Sacco, dove lavorava come ballerina. La sentenza di primo grado ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha disposto inoltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento delle spese processuali. Melissa Russo Machado non era presente in aula al momento della lettura della sentenza. Si trova ancora a Cassano delle Murge, paese dei genitori, dove ha l'obbligo di dimora e non ha mai voluto essere interrogata durante le indagini. In tribunale a Padova solo l'avvocato d'ufficio. Per effetto della sentenza della Corte di Assise, sulla quale appunto ci riserviamo di fare appello, conosciute le motivazioni nel termine dei 90 giorni riservate, e al momento la pena non è ancora esecutiva fino a che la condanna non verrà ritenuta definitiva. L'avvocato ora, dopo aver consultato la 29enne, potrebbe ricorrere in appello. L'orrore: la notte del 29 ottobre 2024 Melissa Russo Machado nella stanza sopra il locale di lap dance ha partorito la sua bambina da sola, una bimba nata viva e sana di oltre 2 kg, poi l'ha uccisa affogandola nel water e cercando di tirare lo sciacquone. L'allarme è dato da alcune colleghe che poi lei aveva chiamato chiedendo aiuto. I medici del SUEM, quando sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a una scena terrificante. Davanti a loro e ai carabinieri la 29enne ha sempre negato di aver partorito e nei 9 mesi di gravidanza aveva sempre nascosto a tutti di essere incinta. Giulia Serrande per 45 giorni per la discoteca Next di Padova per gravi motivi di sicurezza pubblica. Il provvedimento arriva dopo una escalation di violenze culminata nella rissa, l'abbiamo raccontato ieri, dove un 19enne trevigiano è rimasto gravemente ferito all'occhio. Una scia di violenza culminata in una rissa brutale. Serrande abbassate per 45 giorni per la discoteca Next di via Montà a Padova. Il questore ha disposto lo stop dopo 5 gravi episodi, l'ultimo dei quali ha lasciato un 19enne di Pieve di Soligo ferito all'occhio da un coccio di bottiglia. La Polizia di Stato ha notificato la sospensione della licenza per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Una decisione maturata dopo settimane di interventi e segnalazioni che hanno delineato un quadro sempre più critico. Dall'inizio dell'anno almeno 5 episodi di violenza hanno scandito l'attività del locale, tra risse, aggressioni e tensioni continue. L'apice nella notte del 22 marzo, poco prima dell'alba, una rissa violenta, poi il colpo con una bottiglia rotta. Un giovane di 19 anni è rimasto ferito gravemente all'occhio sinistro, trasportato d'urgenza in ospedale per un intervento chirurgico. L'aggressore è stato rintracciato e arrestato poco dopo. Ma non è un caso isolato. Nei giorni precedenti, scontri tra clienti, addetti alla sicurezza, pestaggi nel parcheggio e liti, nate spesso sotto l'effetto di
di alcol avevano già richiesto l'intervento delle volanti. I controlli hanno fatto emergere anche irregolarità nella gestione e carenze nelle misure di sicurezza, insieme alla presenza abituale di soggetti ritenuti pericolosi. Elementi che messi insieme hanno convinto la questura. Troppo alto il rischio per l'incolumità degli avventori, da qui la decisione di fermare tutto per 45 giorni. Accerchiato e picchiato da un gruppo di ragazzini, la vittima un padovano aggredito per uno sguardo. A processo 2 giovani di 23 e 24 anni di Castelfranco. L'aggressione era avvenuta l'8 gennaio del 2022 nella piazzetta Rossa a Castelfranco Veneto. Un ragazzino residente nel Padovano, allora minorenne, era stato accerchiato da un gruppo di almeno 5 ragazzi, 2 maggiorenni e 3 minorenni. La vittima sarebbe stata colpevole di averli guardati di traverso. Tanto è bastato a far scatenare la furia del branco, che aveva inseguito e colpito il padovano con calci e pugni sotto gli occhi terrorizzati di alcuni amici. Il ragazzino era stramazzato a terra, portato in ospedale, aveva riportato un trauma cranico, ferite al volto e fratture delle ossa nasali, oltre al fatto che gli avevano distrutto anche gli occhiali da vista. I 5 erano stati identificati. Per i 2 maggiorenni, un 24enne e un 23enne, entrambi di Castelfranco, è iniziato ora il processo a Treviso. Il pubblico ministero ha contestato loro diverse aggravanti, fra le quali la minore età della vittima. Per gli aggressori minorenni procederà invece il Tribunale dei minori. Ancora la cronaca: minaccia la madre con un coltello, ma intervengono i carabinieri che lo arrestano per maltrattamenti in famiglia. Lui minaccia lei con un coltello. Lui è il figlio, lei la madre. Tutto succede in casa nella nottata e la scena terribile che si sono trovati di fronte i carabinieri in una casa dell'Alto Vicentino. L'allarme è scattato poco prima al 112, la chiamata di soccorso raggiunge i carabinieri della compagnia di Schio. Si attivano i militari della stazione di Malo e quelli del nucleo operativo radiomobile che intervengono tempestivamente, si precipitano sul posto e si trovano appunto di fronte a una situazione di grave pericolo. Il giovane, in evidente stato di alterazione dovuta all'alcol, ha appena minacciato la madre con cui vive, impugnando un coltello a serramanico. I carabinieri agiscono con prontezza e disarmano il giovane, sequestrandogli non solo il coltello usato per la minaccia, ma anche 3 coltelli nascosti nella sua camera. Gli investigatori della stazione di Valli del Pasubio hanno poi acquisito altri elementi, in particolare le registrazioni vocali inviate dal figlio alla madre con esplicite minacce di morte. Per questo i carabinieri hanno arrestato il giovane con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato eseguito in flagranza differita, strumento fondamentale per il contrasto tempestivo della violenza in famiglia. Il giovane è stato portato alla casa circondariale di Vicenza, arresto convalidato dal giudice delle indagini preliminari che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Un altro autista di autobus aggredito da un passeggero che viaggiava senza biglietto. Siamo nel veneziano, ferma condanna da parte dell'azienda ATVO, dal mondo politico e anche dai sindacati. Ennesima aggressione a danno di un autista 53enne di autobus preso a pugni in volto da un passeggero che viaggiava senza biglietto. È accaduto a Jesolo, in piazza Internazionale, sull'autobus che arrivava da Punta Sabbioni diretto al terminal di via Equilio. È un problema da porre rimedio, è un problema sicuramente di sicurezza e ordine pubblico, ma anche di comportamento da censurare. Tuttavia questo episodio avviene in un inverno che nel nostro territorio è stato molto tranquillo da un punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche perché il controllo e il presidio da parte della polizia locale e di tutte le forze dell'ordine è costante notte e giorno, e quindi auspichiamo che sia veramente un episodio limitato. L'aggressore ventenne, quando è salito a bordo ed è stato invitato ad acquistare il biglietto, dopo una serie di proteste ha iniziato a prendere a pugni l'autista. Poi è fuggito con alcuni passanti che hanno anche provato a rincorrerlo, mentre l'autista sanguinante ha chiesto aiuto in un bar dove i gestori nel frattempo hanno chiamato i carabinieri che stanno indagando. Il 53enne è stato poi medicato al pronto soccorso e visitato da un oculista e da un dentista per i gravi traumi riportati. Questi sono episodi da condannare fermamente, ha commentato il presidente di ATVO. All'autista la massima solidarietà mia e dell'azienda che lo assisterà. Apriremo, ha concluso, un'istruttoria per verificare come si sono svolti i fatti, per poi procedere di conseguenza. Anche la CISL è intervenuta sull'episodio. In accordo con la nostra FIT CISL siamo a chiedere a gran forza alle istituzioni e quindi al Parlamento
che vada a introdurre quella misura prevista anche per altre figure e quindi di equiparare gli autisti ai pubblici ufficiali, affinché questo possa essere un deterrente. E a proposito di sicurezza sul lavoro, in questo caso abbiamo parlato di un'aggressione, è comunque un tema di sicurezza sul lavoro. Andiamo a Feltre, andiamo nel Bellunese, dove l'INAIL ha fatto il punto incrociando i dati con l'attività dello Spisal per capire qual è lo stato della situazione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro nel Bellunese. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Da poco qui all'ospedale di Feltre si è conclusa la conferenza stampa che ha fatto un po' il punto sull'attività svolta dall'ufficio del personale dello Spisal dell'ULSS 1 Dolomiti nel 2025, il raffronto con i dati registrati negli anni precedenti. Al mio fianco il dottor Gianfranco Albertini, che è il direttore dello Spisal dell'ALS 1 di Belluno. Dottore, come è andata? Bene, anche nel 2025 abbiamo attenzionato i comparti particolarmente a rischio, che per noi sono sempre un po' gli stessi, che sono rappresentati dall'edilizia e dall'agricoltura, perché sono quelli che danno il maggior numero di infortuni e qualche volta anche infortuni mortali. Ecco, contrariamente a quello che possiamo osservare in Veneto e più in generale a livello nazionale, gli infortuni in Veneto denunciati sono aumentati, mentre in provincia di Belluno sono calati di poco, ma sono calati. Sì, il dato Veneto dimostra un lieve aumento che si aggira attorno al 2,5%, mentre in provincia di Belluno, assieme alla provincia di Rovigo, gli infortuni denunciati sono diminuiti. In Veneto abbiamo alcune province che portano a un numero maggiore di infortuni e sono rappresentati dalle grosse province, in particolare la provincia di Padova e la provincia di Verona. Ecco, lei parlava poco fa dell'edilizia e dell'agricoltura, intendendo come i settori quelli maggiormente a rischio, ed è lì che voi vi concentrate anche per portare avanti una sorta di campagna di formazione e informazione, perché la sicurezza nei luoghi di lavoro è una questione che riguarda tutti. Certo. Questi sono input della Regione Veneto, abbiamo in piedi quelli che si chiamano piani mirati di prevenzione, sia per l'edilizia sia per l'agricoltura. Io personalmente sono il coordinatore del piano mirato agricoltura, per cui seguo con più attenzione tutto quello che è il comparto agricoltura. Un piano mirato, un nuovo modello per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non si basa solo ed esclusivamente sulla vigilanza, ma prevede l'interessamento un po' di una serie di attori. In questi ultimi anni anche il vostro focus ha riguardato i cantieri naturalmente olimpici, dove ci sono state ispezioni, ma pure il settore degli impianti funiviari, perché è lì purtroppo che si sono verificati 2 infortuni abbastanza gravi. Sì, allora un progetto impianti a fune era stato fatto dallo Spisa di Belluno circa 20 anni fa, dopodiché insomma non c'erano stati più grossi problemi. Negli ultimi anni invece abbiamo avuto un infortunio mortale e un infortunio grave per lo schianto di una cabina, e ecco così che abbiamo deciso di riprendere in mano il comparto. Abbiamo iniziato lo scorso anno convocando le aziende le società che di questi impianti a fune a un incontro che abbiamo fatto a Livinalongo del Col di Lana, dove sono state spiegate le priorità che dovevano essere portate avanti. Abbiamo costruito una checklist e consegnato loro spiegando come fare l'autovalutazione o da soli o principalmente con i loro tecnici, e quest'anno a giugno inizierà l'attività di vigilanza. È fiducioso sul fatto che la cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro possa diventare anche uno dei fattori cardine delle attività di impresa?
La sicurezza non ce l'abbiamo, sicuramente come speranza sì, e infatti stiamo facendo anche attività con le scuole, insieme agli altri enti, l'INAIL, il Vigili del Fuoco, per cercare di aumentare proprio questa cultura della sicurezza nei giovani. Soprattutto scuole tecniche, ad esempio mi riferisco alla scuola agraria di Feltre. Chi frequenta la scuola agraria di Feltre molto spesso sono giovani dove a casa i genitori gestiscono già un'azienda agricola, per cui saranno fra qualche anno coloro che andranno a prendere le redini di quella impresa, insomma, per cui contiamo molto sui giovani e speriamo che proprio dal mondo della scuola possa aumentare questa cultura della sicurezza. Allora, pochi istanti di pubblicità, poi ripartiamo con la cronaca, ripartiremo dalle immagini shock arrivate ieri da un allevamento di conigli in provincia di Treviso, conigli in gabbia, maltrattati e uccisi. Conigli morti lasciati nelle gabbie accanto a quelli vivi, cuccioli che non sopravvivono alle prime ore di vita, animali malati uccisi con violenza. In alcuni casi, secondo quanto documentato in un video shock diffuso dall'associazione Essere Animali, verrebbero sbattuti contro le strutture o il pavimento. Immagini crude, difficili da guardare, scene che raccontano paura e stress, disinfezioni con fiamme libere, pulizie con soffiatori a scoppio mentre gli animali restano nelle gabbie e ancora carcasse smaltite insieme alle deiezioni con possibili rischi sanitari. E tutto questo in un allevamento intensivo che si trova in provincia di Treviso, 30.000 i conigli maltrattati e destinati alla produzione di carne per la grande distribuzione. Essere Animali ha ricevuto le immagini da un ex dipendente e ha deciso di non tacere, chiedendo che l'Italia vieti le gabbie su tutto il territorio nazionale. Con le immagini che mostriamo oggi è evidente a tutti che è giunto il momento di abbandonare per sempre le gabbie. Per questo motivo, con questa proposta di legge chiediamo al Parlamento di farsi carico di quello che chiedono tantissimi cittadini italiani. Secondo l'ultimo Eurobarometro, più del 90% vuole che le gabbie vengano vietate in Italia. E crediamo che quindi sia giunto il momento che anche a livello istituzionale questo metodo di allevamento venga considerato inaccettabile e da buttarci alle spalle. Un sistema intensivo che coinvolge numeri enormi. In Italia oltre il 90% dei circa 12 milioni di conigli allevati ogni anno vive in gabbia. Il Veneto è la prima regione per produzione, seguito da Piemonte e Friuli. A livello europeo il nostro paese è tra i principali produttori insieme a Spagna e Francia. Particolarmente critiche le condizioni delle fattrici, sottoposte a cicli continui di inseminazione artificiale, separate dai cuccioli e costretti a ritmi produttivi serrati. Dopo pochi tentativi falliti vengono scartate e avviate al macello. Secondo l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'allevamento in gabbia limita fortemente i comportamenti naturali degli animali, eppure, nonostante oltre il 90% degli italiani si dichiari contrario a questo sistema barbarico, la pratica resta ampiamente diffusa. Allora, adesso siamo rientrati in diretta, avete visto, l'avevamo annunciato questo servizio di cronaca. Apriamo la pagina politica, torneremo alla cronaca fra poco perché lo vediamo anche dalla pagina di Repubblica, continua un po' la resa dei conti nel centrodestra dopo la sconfitta al referendum, non solo il caso Fratelli d'Italia che affronteremo fra poco. Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato, al suo posto Stefania Craxi. C'è una fibrillazione interna al centrodestra che è stata scatenata ovviamente dalla sconfitta del fronte del sì per il referendum, quindi Gasparri che si dimette da capogruppo al Senato. Ieri invece, dopo una giornata convulsa, all'inizio sembrava che volesse restare al suo posto, poi nel pomeriggio sono arrivate le dimissioni, c'è stato il passo indietro di Daniela Santanchè dal Ministero del Turismo, mentre il guardasigilli Carlo Nordio ha parlato alla Camera al question time confermando la volontà di non dimettersi. Avendo avuto la conferma da parte del Governo e della Presidenza del Consiglio che la mia posizione, nonostante io mi sia assunto ufficialmente la responsabilità politica del fallimento di questo referendum, poiché, ripeto, questa fiducia è stata confermata,
non c'è nessuna ragione per cui il Ministro della Giustizia abbandoni il suo posto. Nel question time alla Camera il guardasigilli conferma la linea della prima ora, nessun passo indietro come avvenuto invece per il suo capo di gabinetto Giusy Bartolozzi e per il sottosegretario Andrea Del Mastro, e questo mentre si consuma lo psicodramma umano e politico della ministra del turismo Daniela Santanchè, le cui dimissioni dopo essere state auspicate dalla Premier sono arrivate in serata, caso che ha imbarazzato il governo e la maggioranza a tutti i livelli, anche locali. Lo stesso sindaco leghista Mario Conte a metà giornata si era appellato alla responsabilità. Richiamo tutti alla responsabilità, ognuno in base al ruolo che ricopre. Chi fa il sindaco deve seguire la propria comunità con impegno, con rispetto, con onestà, chi fa il ministro altrettanto. Correttezza vuole che vengano rispettate le volontà della Premier. L'auspicio della Premier era stato fatto proprio anche dai meloniani trevigiani. Io auspico che accolga l'invito, come hanno fatto Del Mastro e la capo di gabinetto del Ministero. La riterrei una cosa assolutamente in linea anche per continuare a difendere la dignità del partito e del ruolo che hanno occupato. Per l'opposizione chiaramente è il momento di assestare il colpo, trascinati dal risultato referendario. Sono gli italiani che votando no a questo referendum hanno mandato a casa le persone che non sono degne sul piano dell'onore e della rispettabilità di ricoprire incarichi pubblici così importanti. Giorgia Meloni, anziché assumersi la responsabilità di uno schianto frontale dove lei in prima persona ha portato il governo, sta cercando di scaricare la responsabilità sui pezzi più fragili, quelli più indifendibili. Cerca di trarre le conclusioni sempre via ring Roberto Bulldog Marcato. In Italia è tutta politica, ogni appuntamento elettorale è politica. Quindi tutti questi qua fa politica e noi altri fermo i fighetti. No, devi fare politica, perché c'è un tema anche di giudizio nei confronti del governo, è inevitabile. E poi il no, la vittoria del no al referendum e le sue ripercussioni a Venezia. Come sapete, l'abbiamo raccontato in questi giorni, il no ha vinto nella città di Venezia. Qualcuno ci ha visto anche un messaggio importante per le amministrative di tarda primavera, non così invece però per il segretario regionale di Fratelli d'Italia Speranzon. Il voto referendario segna uno spostamento a sinistra nel capoluogo, ma senza effetti determinanti in vista delle elezioni amministrative, e la lettura del senatore veneziano Raffaele Speranzon, segretario regionale di Fratelli d'Italia. Nessun timore, noi siamo convinti che il candidato del centrodestra e delle liste civiche, Simone Venturini, sia la migliore risposta possibile che i veneziani possono dare per garantire a Venezia un futuro importante. Secondo Speranzon, la partita si giocherà su programmi e candidati più che sugli effetti del referendum. In generale nelle città più sono grandi tende a prevalere, tendono a prevalere le forze politiche un po' di sinistra più che di centrodestra. È uno degli elementi sui quali ovviamente anche Fratelli d'Italia sta facendo le proprie analisi per capire le ragioni, comprendere quali sono le ragioni per cui i cittadini scelgono programmi, politiche diverse rispetto a quelle che noi proponiamo. E intanto, dopo lo scossone romano, le dimissioni e il caso Santanchè, il segretario regionale di Fratelli d'Italia rassicura: nessun rimpasto né possibilità di crisi di governo. No, possibilità di crisi del governo assolutamente no. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto un richiamo al ministro Santanchè ad avere la stessa sensibilità istituzionale che hanno dimostrato Bartolozzi e Del Mastro con le loro dimissioni. E l'esito del referendum sulla riforma della giustizia mette un grande punto di domanda sul disegno di legge di riapertura del Tribunale della Pedemontana, ma per il sindaco di Bassano, Nicola Finco, l'iter non deve fermarsi. La situazione a livello romano è una situazione molto delicata. Quello che mi auguro è che, se il governo resterà in carica per il prossimo anno, tra i vari provvedimenti che porteranno avanti ci sia anche questo importante provvedimento per la riapertura del Tribunale della Pedemontana. Ma lo dico non perché sono il sindaco di Bassano, ma perché questo è un territorio che da 14 anni fa questa battaglia. Da 14 anni tante sono state le promesse e pochi i fatti.
L'esito del referendum costituzionale non deve fermare l'iter di costituzione del Tribunale della Pedemontana. Per il sindaco di Bassano Nicola Finco è il momento di passare dalle parole ai fatti. Chi rappresenta questo territorio a livello romano e chi è venuto sul nostro territorio a fare delle promesse adesso si deve assumere anche le responsabilità nei confronti di tutti i cittadini, delle categorie economiche e delle imprese che insomma rappresentano uno dei territori più importanti a livello nazionale. Il messaggio è chiaro, c'è un territorio che non molla, il fronte del sì alla riapertura degli uffici di giustizia di via Marinali è sempre più compatto, nonostante l'ampio fronte del no. Se c'è un problema di personale a Vicenza, bisognerebbe fare la voce grossa nei confronti di Roma per avere più personale a Vicenza, ma non fare la guerra a Bassano per l'istituzione nuova del Tribunale. Questo ci fa capire perché noi non riusciamo mai a crescere come territorio, perché questo è un territorio che invece di essere unito e compatto nel portare a casa risorse e servizi ai cittadini si divide anche su queste cose. Ma perché? Per difendere magari qualche tessera in più all'interno di qualche associazione, di qualche categoria di professionisti. Quindi siamo alla follia più totale. Adesso, ripeto, siamo nelle mani del Parlamento, visto che questo è un territorio che da sempre, insomma, anche da un punto di vista elettorale, un grande consenso alla componente di centrodestra, speriamo che il centrodestra dia una risposta concreta a questo territorio. E sulla questione tribunale da Roma arrivano le prime dichiarazioni ufficiali. Sentiamo. Sulla riapertura del Tribunale di Bassano, da Roma arrivano le prime rassicurazioni da parte degli esponenti di Fratelli d'Italia. Il disegno di legge va avanti, l'esito del referendum sulla riforma della giustizia non ferma l'iter già avviato ad ottobre. Così l'onorevole vicentino Silvio Giovine, vice coordinatore del partito di Giorgia Meloni in Veneto. Si fatica a comprendere quale sia il nesso che sussisterebbe tra le legittime riflessioni che il ministro Nordio ha annunciato rispetto alle ulteriori riforme su cui sta lavorando col suo dicastero e un provvedimento che è stato già approvato in Consiglio dei Ministri, è stato già incardinato nella commissione competente alla Camera, ossia quello che riguarda l'apertura del Tribunale della Pedemontana. In altre parole, il percorso parlamentare prosegue, come aveva spiegato anche il ministro Nordio in visita a Bassano prima della consultazione referendaria. Ho fatto il disegno di legge, più di così il governo non può fare, ma insisteremo affinché entro la legislatura venga approvata definitivamente. A Roma però, dopo l'esito del referendum, per il governo le cose si sono complicate, complicazioni che non dovrebbero comunque rappresentare un ostacolo, almeno secondo Fratelli d'Italia. Allo stato attuale il disegno di legge del governo sulla geografia giudiziaria è incardinato in Commissione Giustizia alla Camera, quindi sta andando avanti con l'iter e in quel testo c'è già il Tribunale di Bassano, il Tribunale della Pedemontana. Siamo nella fase delle audizioni, poi ci saranno gli emendamenti e il voto finale. Per adesso quindi, passato il referendum, si va avanti normalmente con l'iter e non abbiamo ricevuto nessuna notizia di segno contrario. La politica ancora, torniamo alle amministrative di Venezia, a ring con il vice direttore Ferdinando Avarino, il candidato sindaco per il centro-sinistra Andrea Martella è intervenuto sulla polemica che riguarda la costruzione di una moschea in via Giustizia a Mestre, una zona calda del dibattito cittadino. La moschea diciamo, è stata proposta dal centrodestra ed è il frutto delle contraddizioni dell'attuale amministrazione da parte delle forze politiche del centrodestra che prima l'hanno proposta e poi hanno litigato su questa, dimostrando la loro inaffidabilità dal punto di vista del governo della città. Moschea sì o moschea no? Dibattito che tiene testa nella politica cittadina e su cui interviene anche il candidato sindaco Andrea Martella. Una questione interna alla destra, come la definisce, che dimostra una spaccatura nella coalizione. Da un lato la Lega con Cisinti in prima fila, dall'altro Fratelli d'Italia che per primi avevano dato il benestare al portavoce della comunità bengalese Prince Aulader, invitandolo nel partito e promettendogli la candidatura, poi ritirata. Ma di candidature a sinistra invece per ora non se ne parla. Non mi risulta che si potesse candidare col centro-sinistra, era un candidato del centrodestra, di Fratelli d'Italia, al quale probabilmente è stato promesso che la moschea sarebbe stata fatta e quando poi hanno deciso di ritornare indietro l'aspetto della decisione hanno voluto anche evidentemente ritirare la sua candidatura.
temperatura. Dopo le tensioni tenute a bada dalla Digos per la presenza della leghista Anna Maria Cisinte e altri esponenti dell'attuale giunta durante l'Eid Mubarak, la grande festa di fine Ramadan che ha chiamato in via Giustizia più di 2000 fedeli musulmani, la questione resta aperta ed entra nella campagna elettorale. I luoghi di culto sono previsti e sono previsti dalla nostra Costituzione. Naturalmente, perché si possano realizzare bisogna che vengano rispettate le leggi del nostro Stato, i regolamenti e le leggi urbanistiche che riguardano il nostro comune. Io non so precisamente l'amministrazione comunale che istruttoria abbia fatto, che risposte abbia detto, l'ho chiesto e ancora non si è saputo quale sia la loro vera intenzione. È chiaro che ci sarà un iter che dovrà essere verificato rispetto a ciò che è stato promesso e detto nel corso di questi mesi. Chiarezza dunque non solo sulla destinazione d'uso del luogo, ma anche sull'iter che ha portato alla realizzazione del progetto. È una responsabilità dell'attuale amministrazione che probabilmente aveva fatto delle scelte e poi le ha ritirate. Adesso il tema della crisi energetica legato ovviamente alla guerra in Medio Oriente. La CNA del Veneto stima un aumento fino a oltre 13 miliardi di euro di spese. L'industria manifatturiera, quella più colpita, l'associazione chiede interventi immediati a governo e regione. Intanto Confindustria lancia l'allarme recessione se il conflitto in Medio Oriente durerà più di 10 mesi. 2,4 miliardi è lo shock energetico di aumenti per il Veneto nell'ultimo anno. Colpiscono gas ed energia e in particolar modo le famiglie e le imprese del sistema manifatturiero veneto. Il costo complessivo dell'energia, elettricità e gas, secondo le stime elaborate da CNA Veneto, passerà da circa 11 miliardi di euro nel 2025 a oltre 13 miliardi, un incremento pari al 22%. Il gas brucia di più ed è infatti quello a segnare il rincaro più pesante, più 28%. L'energia elettrica, pur rimanendo la voce dominante nella spesa energetica regionale, cresce del 19%. Un'attenuazione rispetto al gas che si spiega con la quota delle rinnovabili nel mix produttivo italiano. Dato, spiega CNA, che dovrebbe portare ad investire in quella direzione. Le filiere energivore del Veneto, siderurgia, carta, ceramica, vetro, chimica e plastica, potrebbero affrontare un incremento di costi per l'energia elettrica di 610 milioni di euro, pari al 44% dell'aumento regionale. Devono esserci interventi immediati dal punto di vista del governo sui crediti d'imposta e per quanto riguarda gli oneri di sistema delle bollette. Lavoriamo per le comunità energetiche e per i sistemi di autoconsumo per cercare di contenere questa situazione che può rallentare l'economia del tessuto produttivo veneto. Allarme anche dal settore dei trasporti, che arriva da Michele Varotto, presidente della Federazione Trasporti di Confartigianato. Le imprese venete, dice, sono già in crisi di liquidità, allo stesso tempo si trovano a fronteggiare costi del gasolio sempre più elevati. L'Universo Trasporti in regione conta quasi 7.000 imprese artigiane che danno lavoro a oltre 15.000 persone. Tutto questo nel giorno in cui il centro studi di Confindustria taglia le stime del PIL a seconda delle previsioni di guerra, dallo 0,7% preventivato lo scorso autunno allo 0,5% se la guerra in Medio Oriente si protrarrà. Condizione, quella del conflitto, che se perdurerà oltre 10 mesi potrebbe portare alla recessione. E intanto continua il caro carburante, il taglio delle accise è già stato assorbito da nuovi aumenti. Allora vediamo la situazione questa mattina a Bassano del Grappa con Mirko Cavallin. Buongiorno da Bassano del Grappa. I prezzi dei carburanti continuano a salire o a oscillare, perché ad esempio questa mattina qui a Bassano è salita la benzina verde mentre il diesel è leggermente sceso in alcuni distributori. L'effetto dello sconto delle accise praticamente si è già azzerato e ancor peggio andrà quando l'8 aprile finirà lo sconto inserito dal governo. I consumatori, ne abbiamo sentiti alcuni, sono sostanzialmente rassegnati, perché chi lavora o anche chi utilizza la macchina per brevi spostamenti il carburante lo deve pur mettere dentro la macchina. Da parte dei gestori arriva però una spiegazione interessante che riguarda la legge del mercato. I prezzi sono saliti e l'effetto sconto accise è praticamente sparito, poi torneranno tra un po' di giorni, ma cosa stanno facendo i clienti in generale? Sì, buongiorno.
Niente, praticamente c'è un po' di incertezza e la gente ha un po' di paura, di conseguenza chi faceva poco fa un po' di più, chi faceva il pieno ripassa più spesso cercando appunto di avere sempre il pieno per questa incertezza che c'è, e questo fa anche salire i prezzi. È la legge del mercato, banalmente. Del mercato praticamente. Lei è una macchina anche a GPL, quindi fa anche un po' di benzina. Come si sta trovando in questo periodo? Bene, perché adesso è calato, allora va tutto bene. Quindi lei è tra i pochi, insomma, che sta un po' risparmiando. Sì, un po' risparmiando sul gas. Non ho problemi per il gasolio. Nonostante l'aumento? Sì, Fra 2 settimane, quando finirà lo stop delle accise, salirà ancora? Penso di sì, però purtroppo non possiamo fare niente, non è che possiamo fare tante cose. Come si sta regolando? Abbastanza, sono in pensione che mi limito alle spese massime, però qua mi trovo benissimo. Ma rispetto a prima della guerra fa più o meno benzina di prima? No, poi io faccio uguale perché le ripeto, sono a casa, che se non faccio... deve chiedere a uno che lavora che deve restringere un po'. Beh, non è proprio il massimo avere il carburante così tanto alto, però cosa possiamo fare noi? Fra 2 settimane finirà anche l'effetto accise. E ne vedremo delle belle. La sicurezza stradale, crash test, simulatori, video shock ed etilometri. Ieri a Treviso, in piazzale Burchiellati, lezioni di sicurezza stradale per la 5ª edizione di Insieme per la sicurezza promossa da ACI Treviso. La particolarità è che a sorpresa tra i ragazzi che hanno effettuato l'alcol test alcuni purtroppo sono risultati positivi. Prove di alcol test ai giovani partecipanti alla giornata per la sicurezza stradale. Tra i molti ragazzi che hanno chiesto di poter effettuare l'esame non sono mancate le sorprese. Vogliono provare l'alcol test e devo dire che insomma in alcune circostanze abbiamo purtroppo riscontrato anche qualche lievissima positività, quindi ecco noi sensibilizziamo tutti che specialmente alla loro età l'alcol alla guida è assolutamente sconsigliato e vietato. Formare i giovani, renderli consapevoli dei rischi che comportamenti scorretti possono avere per sé e per gli altri. Centinaia gli studenti che hanno partecipato alla 5ª edizione di Insieme per la sicurezza, sperimentando sul campo i pericoli della strada anche attraverso esperienze forti come i video di incidenti reali accaduti sulle strade di Treviso proposti dalla polizia locale. E queste sono situazioni che toccano l'emotività dei ragazzi e credo siano molto efficaci al di là poi di tutte le lezioni teoriche che possiamo fare. Queste le reazioni dei ragazzi. Sono decisamente sorpresi perché loro conoscono le strade di Treviso per quello che rappresentano per loro, sia una modalità di circolazione, ma non si rendono conto quanto il pericolo sia insito all'interno di quelle strade che percorrono tutti i giorni. Particolarmente gettonato il simulatore di ribaltamento auto sperimentato anche dal direttore di ACI che ha organizzato l'evento. C'è una tecnica e quindi in pratica bisogna azionare bene le gambe, anche le mani e naturalmente gestire bene la cintura di sicurezza per poter poi fuoriuscire dal finestrino. La macchina mi ha colpito di più perché in realtà io non sapevo come fare quando si ribalta una macchina o cosa fare in una situazione di pericolo, e questo mi ha aiutato abbastanza perché secondo me nelle strade italiane c'è tanto pericolo. In piazzale Burchiellati anche il SUEM 118 con strumentazioni e simulazioni di soccorso e di vigili del fuoco che hanno mostrato come si interviene in caso di incidenti con persone incastrate nell'abitacolo. In auto si chiamano alcune cose, procediamo, parliamo in termini un po' tecnici e procediamo con l'intervento. Tante esperienze per formare utenti della strada consapevoli di comportamenti e rischi. Sono cose che uno fa normalmente, pensa che siano corrette, anche semplicemente attraversare in sella la bicicletta sulle strisce pedonali. È pericolosissimo. Oltre a farsi male se qualcuno ti investe, hai anche una responsabilità, per cui devi anche risarcire il conducente dell'auto al quale magari hai provocato dei danni. Incidenti, attraversamenti pericolosi e traffico, rimaniamo sul tema sicurezza. Il sindacato infermieri Nursind chiede di intervenire in zona ospedale San Bortolo
a Vicenza per mettere in sicurezza l'area sia per i dipendenti che ogni giorno si recano a lavoro, sia per i cittadini. Per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina. Siamo in via Fratelli Bandiera, zona dell'ospedale, area del San Bortolo particolarmente trafficata, dove succedono diversi incidenti, alcuni anche gravi che riguardano pedoni. Sono in compagnia con il segretario provinciale del Nursind Vicenza, Andrea Gregori, che propone e chiede all'amministrazione una soluzione soprattutto relativa al passaggio pedonale alle nostre spalle. Sì, ci troviamo in prossimità di quello che è anche il parcheggio dei dipendenti che vengono da lontano, che hanno assegnato questo posto, e pensiamo ci sia la necessità assoluta di un semaforo pedonale. Anche questa mattina, passando alle 7:30, un ragazzino ha rischiato di essere travolto per l'attraversamento lungo delle 4 corsie, e quindi riteniamo che sia per l'utenza che per i dipendenti si debba trovare una soluzione per mettere in sicurezza assolutamente questo viale. Viale molto trafficato, tra l'altro c'è già il limite dei 30. Sì, il limite dei 30 c'è, vedo che difficilmente viene rispettato. Il problema è quando escono dalla rotatoria, che tutti sono in fase di accelerazione, e questo insomma crea sicuramente un problema a quella che è la viabilità e la sicurezza dei pedoni. Quindi un SOS relativo in modo particolare, lei porta la voce dei dipendenti dell'ospedale? Beh, chiaramente, anche perché questa è un'area che, se non si trovano soluzioni alla chiusura del San Francesco, rischia di esplodere proprio per l'aumento del traffico che ci sarà di dipendenti che cercano parcheggio in zona e poi devono attraversare in questo passaggio. Ecco, questa è la situazione di via Fratelli Bandiera, questa è la proposta del Nursind. Io ringrazio Andrea Gregori per essere stato con noi. Grazie a voi. Allora, adesso prima di andare, lanciamo la pubblicità, poi ripartiremo da una storia particolare, quella di Luca, un bambino affetto da una rarissima malattia genetica che a 6 anni di distanza da una diagnosi terribile ha avuto un trapianto di rene e una nuova vita. Ripartiremo da qui, ma c'è ancora molto altro di cui parlare, subito dopo la pubblicità. Luca non è più in dialisi, Luca ha ripreso una qualità di vita normale. Il fatto di essere riusciti a gestirlo in maniera così intensiva senza avere delle significative complicanze correlate alla dialisi ha fatto sì che la crescita del bambino sia ottima. È il 2020 quando Luca, a 4 mesi di vita, arriva per la prima volta nel pronto soccorso pediatrico di Padova. La sua insufficienza renale è già grave, il rene è completamente bianco, come mostra la sua ecografia, per accumulo di ossalati. Dopo gli esami e la diagnosi, Luca è affetto da una malattia genetica rara e inizia subito la dialisi. Questa malattia è legata al fatto che c'è un difetto genetico di un enzima del fegato. A livello del fegato sapete che noi abbiamo la convergenza di diverse vie metaboliche. Quando viene a mancare questo enzima non riusciamo a metabolizzare una sostanza che si chiama gliossalato. Questa sostanza si accumula e il nostro organismo la converte in ossalato, che è tossico per l'organismo. Quello che ha reso unico la gestione di questo caso è che siamo stati in grado di avere precocemente accesso a un farmaco innovativo, attraverso un regime di dialisi intensiva, di portare il bambino al trapianto in una condizione ideale, avendo un basso deposito di ossalati a livello sistemico. Sono 5 anni e mezzo tutti in salita per Luca alla dialisi peritoneale che si fa a casa 10 ore ogni notte. Per Luca, sempre in terapia con l'Umasiran, si rende necessario l'emodialisi, che significa 5 sedute di 4 ore a settimana nella nefrologia pediatrica di Padova. Le cure funzionano, Luca cresce e la scorsa estate è stato trapiantato alla rene. Risultati resi possibili grazie a un approccio multidisciplinare alla malattia nel centro di Padova, riferimento per tutto il Triveneto. Qui dal 1987 sono stati eseguiti 610 trapianti di rene pediatrici, 26 l'anno scorso, 350 ricoveri nel 2025, 2200
190 le dialisi peritoneali, 630 le terapie renali extracorporee, nel centro che dal 23 febbraio è pienamente operativo nel nuovo ospedale pediatrico, dove sono state attivate 7 postazioni di dialisi di ultima generazione e una stanza di isolamento. Un fiore all'occhiello dell'azienda che attende la realizzazione del nuovo ospedale a Padova Est, tra i fascicoli più importanti sul tavolo del nuovo direttore generale Paolo Fortuna. Si tratta sempre comunque di rendere più efficiente ed efficace la ricerca, l'assistenza e la formazione all'interno appunto di un contesto dove si concentreranno appunto direi la maggior parte dei servizi che appunto riguardano l'azienda. La sanità dunque, siamo tornati con questa storia che riguarda la sanità, ma la sanità significa anche tornare a parlare di PFAS e sicurezza dell'acqua. Ci sono nuove polemiche perché secondo i consiglieri regionali di Alleanza Verdi e Sinistra Cunegato e Ostanel i rischi non sarebbero stati esclusi. Scontro politico in Consiglio regionale sul caso PFAS, legato anche ai cantieri della superstrada pedemontana veneta. La Procura della Repubblica di Vicenza, come è noto, vuole processare 12 indagati. La provincia di Vicenza lo scorso ottobre aveva convocato i comuni interessati dall'inquinamento: Arzignano, Brogliano, Caldonio, Cornedo, Castelgomberto, Isola, Due Ville, Malo, Marano, Montecchio Maggiore e Montecchio Precalcino, Monticello Conteotto, Sarcedo, Tiene, Trissino, Villaverla e Vicenza. Nel mirino dei consiglieri di Alleanza Verdi e Sinistra, Elena Ostanel e Carlo Cunegato, la risposta della Giunta a un'interrogazione sui rischi per l'acqua potabile nel territorio veneto e padovano. Secondo i 2 esponenti di AVS, la Regione non ha chiarito se la presenza di sostanze perfluoroalchiliche rappresenti un pericolo per gli acquedotti. Siamo molto delusi per la risposta che abbiamo avuto alla nostra interrogazione dalla Giunta sul caso FAS Pedemontana. Ricordo che noi in Veneto abbiamo avuto con il caso Mitteni il più grande scandalo di inquinamento delle acque in Europa negli ultimi 30 anni. 400.000 veneti hanno bevuto un'acqua avvelenata, ma non bastava. L'azienda che ha prodotto e che ha costruito la Pedemontana, per accelerare la presa del calcestruzzo nel tunnel tra Maglio e Castelgomberto, ha utilizzato 4.000 tonnellate di FAS. Questo FAS, poi caduto nel materiale, è stato depositato in 28 siti del Vicentino. Alcuni sindaci dicono non impermeabilizzabili, 3 milioni di metri cubi di materiale contaminato da FAS. La Regione ci ha risposto solo con le iniziative già fatte in passato che conoscevamo, ma non su che cosa intende fare. Bisogna agire velocemente, i cittadini, i territori, i comuni ce lo chiedono, dopodiché ci avevano promesso una commissione congiunta sanità e ambiente sul tema FAS il 10 febbraio e non è ancora stata convocata. Bisogna fare presto perché con la salute delle persone, dei veneti, non si scherza. Restiamo nel Bassanese, o meglio andiamo proprio a Bassano del Grappa. Apriamo una pagina dedicata alla crisi del commercio, alla crisi dei negozi nei centri storici. È una piaga che non conosce confini. C'è uno scontro politico sul commercio cittadino in vista del Consiglio Comunale che a questo punto si preannuncia infuocato. La crisi del commercio del centro storico assume i contorni di uno scontro civico e politico dopo l'annuncio di una mozione sul tema da parte di È il Momento. A declinare come Cassandre le voci dell'opposizione è il consigliere di maggioranza Gianluca Pietrosante, che riduce le difficoltà del commercio cittadino a un problema più diffuso. Questa emergenza, che sicuramente non riguarda solo Bassano ma è estesa a tutti i centri storici, non solo del Veneto ma anche a livello nazionale, è un problema che insomma va affrontato soprattutto da Roma con l'intermediazione degli enti locali, insomma, tra le parti nei rispettivi territori. Il consigliere avverte: occhio a parlare solo male del centro, si rischia l'autogol.
anche perché i dati, soprattutto quelli turistici, sono in netta crescita e fra mostre ed eventi il Salotto Buono conferma di avere un appeal addirittura internazionale. Inutile creare allarmismo perché Bassano rispetto al 2024 ha attirato nel 2025 un più 9% anche in termini turistici, insomma, quindi per carità c'è questo problema, ma non è che Bassano sia meno attrattiva per quanto riguarda sia il turismo sia anche magari gli imprenditori che da fuori vogliono venire o meno o no nella nostra città per appunto avviare le proprie attività, quindi non è vero che Bassano non è attrattiva, ecco. Ma Pietro Sante ne ha soprattutto per gli esponenti di È il Momento, che accusa senza tanti giri di parole di azioni politiche dettate solo da motivi ideologici. Non lo dico io, lo dice appunto il capolista Manuel Remonato. Voglio ricordare che nello scorso consiglio comunale, in un fuori onda a microfono acceso, il consigliere non lo sapeva, lo ha detto chiaramente in merito alla loro mozione. Noi di questa mozione non ce ne frega niente, mi interessa che l'amministrazione voti la questione ideologica dell'antifascismo. Cioè, allora, le presentano le mozioni perché credono in quello che dicono o anche per il bene della città, oppure interessa soltanto fare la polemica? La crisi dei negozi di prossimità nel quartiere San Bortolo, problema che riguarda anche Vicenza, al via una campagna di sensibilizzazione frutto della collaborazione tra le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale. È un'attività di sensibilizzazione della cittadinanza per fare gli acquisti nei negozi di vicinato, perché è importante rivolgersi ai negozi di prossimità, tenerli vivi, perché quando vivono i negozi vive anche il quartiere, altrimenti poi diventano quartieri dormitorio e la vita si svolge altrove. Per questo il Comune di Vicenza ha dato supporto a questa campagna e dà supporto anche alle attività e alle idee dei commercianti. Il quartiere vive se vivono i suoi negozi. È lo slogan scelto per la campagna di sensibilizzazione e promozione dedicata ai negozi di prossimità nel quartiere San Bortolo. Comune di Vicenza e le associazioni di categoria di promozione del quartiere hanno promosso la distribuzione di manifesti e volantini per invitare i clienti a servirsi del tessuto commerciale del quartiere e sostenere così la sopravvivenza dei punti vendita locali sempre più in difficoltà. Una campagna avviata nel periodo natalizio che si rinnova, come anche l'invito a collaborare per favorire la socializzazione. Abbellire il quartiere con luminarie, ad esempio, è stata un'iniziativa abbandonata che va recuperata. Da qualche anno, soprattutto dopo il periodo della pandemia, c'è stato un grande calo, soprattutto sulle luminarie. C'era l'idea di ripristinarle, ma hanno dei costi che effettivamente a volte sono abbastanza difficili da sostenere, soprattutto da parte anche dei negozianti stessi, con la riduzione dell'apertura di alcune e l'abbassamento quindi di alcune saracinesche. Io sono presente con la mia attività da 31 anni e l'ho sempre considerato un quartiere molto vivo, molto attivo. Gran parte, voglio dire, grazie anche ai negozi che hanno sempre cercato comunque di essere collaborativi anche in tante manifestazioni che sono state fatte durante gli anni. Purtroppo negli ultimi anni molti negozi hanno dovuto chiudere, infatti vediamo parecchie serrande abbassate. Speriamo non si limiti soltanto al volantinaggio, alla pubblicità e che faccia qualcosa di effettivo per la prosperità di tutti i negozi della piazzetta. E poi a Treviso, dove continua la moria dei negozi. Chiude un altro pezzo di storia, la trattoria L'Oca Bianca in Vicolo della Torre, che sta per chiudere l'attività, e all'origine della decisione il rialzo del prezzo dell'affitto. L'ennesima vittima di questo aumento dei costi di gestione per un'attività che stanno diventando francamente insostenibili. Noi come amministrazione non abbiamo tanti strumenti per poter intervenire, se non la sensibilizzazione nei confronti dei proprietari degli immobili, chiedendo davvero di avere anche un occhio di riguardo nei confronti della città. Una città che si spegne, che si svuota, è una città che diventa meno attrattiva anche per i loro immobili. E quindi, non conoscendo però i dettagli della vicenda, chiedo davvero sensibilità, attenzione, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da grandi incertezze e da aumenti del caro della vita. Quindi mi appello davvero al senso civico e allo spirito di responsabilità dei proprietari immobiliari. Se possono aiutare gli inquilini a mantenere attive le loro attività, fanno del bene a loro,
fanno del bene ai loro inquilini e fanno del bene a tutta la comunità, valorizzando anche e patrimonializzando quindi anche i loro immobili. La voce era nell'aria, ora pare sia arrivata anche la conferma. Per la trattoria All'Oca Bianca, cuore della cucina rurale cittadina dal 1921, la serranda potrebbe abbassarsi per sempre già dal prossimo mese. Il ristorante al Civico 7 di Vicolo della Torre, fondato dalla famiglia Sartorato, è stato al centro di ogni dibattito sociale e culturale della città. Grazie alla mitica Nerina Sponchi, a volto e anima del locale, qui hanno mangiato, scritto e animato le conversazioni Giovanni Comisso, Arturo Martini e Gino Rossi, tra gli altri. Oggi i gestori Gigi Chiarelli e Federica Mattiazzo alzano bandiera bianca di fronte agli insostenibili costi di gestione. E perciò, per chi ancora non avesse conosciuto questo straordinario pezzo di storia cittadina, una visita è doverosa. Quei quadri alle pareti e quelle sale, oggi testimoni di un'epoca che svanisce, potrebbero fra poco non esserci più. Cambiamo argomento, andiamo al Lido di Venezia, dove il nostro Lorenzo Maier ha intervistato in esclusiva il cooperante veneziano Alberto Trentini, protagonista della lunga prigionia in Venezuela, che per la prima volta ha incontrato i suoi concittadini e ricevuto un premio per il suo impegno a favore dei più bisognosi. Sono molto avvezzo a manifestazioni pubbliche così, quindi sono un po' magari emozionato. E, sto bene relativamente insomma, a quello che ho vissuto. Ho anche già perso l'ottima linea che avevo acquisito in Venezuela. Ho accettato l'invito perché era un'opportunità per ringraziare tutti i ragazzi, i bambini, gli studenti e le scuole, perché quando sono tornato ho visto questi cartelli di bentornato e mi hanno molto commosso, mi ha fatto molto piacere. Incontra per la prima volta la sua comunità d'origine Alberto Trentini in sala per la Lido di Venezia per abbracciare i bambini delle scuole che per lui hanno fatto gli striscioni e ricevere un riconoscimento dall'Associazione Culturale Mostre Lido a nome di tutti per il suo impegno di cooperante umanitario in giro per il mondo per aiutare chi ha più bisogno. Vale davvero la pena, dopo quello che hai vissuto, impegnarsi per gli altri? Ma sì, non ho assolutamente cambiato idea per nulla. Una cosa è quello che governi autoritari, totalitari vogliono imporre alle proprie gente e quindi vogliono anche evitare che vengano alleviate le sofferenze. Una cosa è quello che noi chiamiamo la popolazione di interesse, cioè le persone che sono particolarmente vulnerabili. Su questo non ho né esitazioni né ho cambiato idea. Ora spero che mia madre mi ridia il passaporto che mi ha sequestrato. Rientrato a Venezia, della sua città, Alberto dice: non avevo minimamente idea della mobilitazione locale, cittadina, poi nazionale, che si è, diciamo che è partita qui dal Lido, è partita da qui e poi è arrivata anche in altre città d'Italia, in tutto il paese. Quindi è stata una piacevolissima sorpresa, ecco. Mi sono sentito ben voluto e il bentornato che ho visto scritto dai bambini e appeso fuori dalle scuole l'ho sentito molto sincero. È in festa la Chiesa di Padova per la nomina a vescovo di Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontifica Accademia per la Vita. Il sacerdote padovano sarà arcivescovo della diocesi di Gabi. 25 marzo, sappiamo che la data è convenzionale, è una leggenda, sappiamo benissimo che non è che Venezia sia nata il 25 marzo del 421, però noi approfittiamo per festeggiare, per celebrare la nostra città e quindi faccio i miei più migliori auguri a Venezia e ai veneziani. Sono 1605 anni di storia, una storia incredibile con tanti successi, molte cadute, però dopo 1605 anni noi siamo ancora qui. Errore mio, scusate, questo erano gli auguri di Matteo Secchi, veneziano doc, ex Venezia.com, per il compleanno millenario di Venezia. Ieri, il 25 marzo, si festeggiava proprio la nascita di Venezia. Vediamo invece adesso il servizio sulla nomina a vescovo di Monsignor Renzo Pegoraro.
Nella città e nella chiesa di Padova, di cui sono figlio, sono diventato medico e prete e il Signore mi ha guidato a imparare a prendermi cura dell'umanità ferita nel corpo e nell'anima. Sono queste tra le prime parole di Monsignor Renzo Pegoraro, nominato da Papa Leone XIV nella solennità dell'Annunciazione vescovo titolare di Gabbi con il titolo personale di arcivescovo. Una nomina accolta con grande gioia dalla chiesa di Padova, 66 anni, laureato in medicina, ordinato sacerdote nel 1989, Monsignor Renzo Pegoraro dal 27 maggio scorso è presidente della Pontificia Accademia per la Vita. È un momento sì, di festa per la nostra Chiesa e anche perché facciamo un dono sostanzialmente alla Santa Sede, oltre ai doni che abbiamo fatto da altre chiese legate ad un territorio. Per la diocesi di Padova è il sesto presbitero nominato vescovo in 10 anni, il primo da Papa Leone. A Padova, nella parrocchia di San Paolo, vive la famiglia. Mancato papà Giuseppe, a far festa con lui anche mamma Maria e il fratello Paolo, che gli rivolge questo augurio. Di essere ancora capace di ulteriori traguardi, perché vedo che è curioso, fantastico, ha tutte delle qualità che credo siano illimitate. Non si conosce ancora la data dell'ordinazione, ma da Roma Monsignor Pegoraro ha voluto portare un saluto alla Chiesa di Padova, alla famiglia e agli amici. E invocando la preghiera di tutti per poter continuare il servizio nei confronti della vita umana, in particolare di quella più fragile, più vulnerabile, di fronte alle sfide che vengono dalla scienza, dalla medicina, dalla tecnologia, ed essere capaci di promuovere un vero servizio alla vita. E adesso lo sport con il nuovo allenatore del calcio Padova, il trevigiano Riccardo Breda, che si è presentato ieri alla città. L'obiettivo è la salvezza. Quello che sta a me, che sta al mio staff e che sta soprattutto ai ragazzi è togliere quello che è confusione, lavorare su cose concrete, su dei principi, sulle nostre idee, sul fatto che sappiamo che il margine di errore è bassissimo perché abbiamo solo 6 partite, però questo vale per tutti quanti. Quindi no alibi, no capi espiatori, si lavora, si spinge e si riparte. Inizia così l'era di Roberto Breda, il nuovo mister del calcio Padova, presentato ufficialmente alla stampa. Si è detto deciso a conquistare la salvezza nelle ultime 6 giornate di campionato. Un'impresa difficile ma non impossibile se si crea la giusta armonia con la squadra. Al di là delle chiacchiere, bisogna fare i fatti, e i fatti sono punti, sono 6 finali, sì. A me, come mio modus operandi, mi piace pensarne una alla volta e pensare che in quella partita devi ottenere il massimo di punti, che sia il Frosinone, che è la prossima, ma che fosse stato anche il Venezia. L'atteggiamento è di chi deve fare il massimo con strategie magari diverse o con più strategie, però devi fare il massimo per portare più punti a ogni gara. Breda, trevigiano classe 1969, ha tenuto a spendere belle parole anche per l'ex mister Matteo Andreoletti, esonerato a margine della sconfitta con il Palermo, ingiustamente, secondo i tifosi padovani, che tanto si erano affezionati a lui. Il Padova di Andreoletti l'anno scorso secondo me era una squadra da vedere, anche da chi faceva altre categorie, ed anche da ammirare e da rispettare, perché sicuramente è stato fatto un lavoro veramente importante e questo è il merito suo, della società, di chi l'ha scelto, dei ragazzi, e quando poi tu vinci i campionati entri nella storia della città e della squadra, e quindi questo sicuramente è una cosa che non ti toglie nessuno. Il nuovo tecnico ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra biancoscudata fino al 30 giugno con opzione di rinnovo. C'è la voglia, abbiamo detto, c'è di rivalsa, c'è la voglia di togliere confusione, c'è la voglia di mettere dei principi, non dico dei paletti, un ordine, di creare un linguaggio comune, e la disponibilità è stata massima. Poi dopo non mi piace dire bene, male, c'è bisogno di lavorare, perché queste 6 partite, quindi questo dobbiamo fare. Dal calcio al rugby con il Benetton che è alla volata finale per agguantare i play-off.
Volata finale per il Benetton Rugby, costretto sempre alla vittoria per conquistare i play-off. 13 le partite giocate, al momento 12° posto in classifica, con i quarti di finale distanti 7 punti. Dopo la brillante vittoria con gli Ospreys gallesi, l'ottimismo è cresciuto. Il problema è il calendario delle 4 gare che restano. Venerdì a Glasgow, in Scozia, con la capolista, poi la pausa pasquale e quindi Munster e Leinster in casa, altre corazzate, per chiudere il 15 maggio dopo 2 gare in Sudafrica contro Sharks e Bulls. Tra i protagonisti il pilone della nazionale argentina Tomás Gaggio, che descrive l'umore dello spogliatoio. Sicuramente allegria per aver vinto qua a casa. Dopo c'è l'energia dei ragazzi che sono arrivati questa settimana, anche la settimana scorsa della nazionale, che sono arrivati con un'energia grandissima. Glasgow, allenata dall'ex leone Franco Smith, è prima in classifica, molti i suoi punti di forza. Sappiamo che loro sono una squadra fortissima, sono primi in classifica, però noi continuiamo a fare il nostro lavoro e sarà una gran guerra entre l'avanti, in mischia, drive, e dopo loro sono una squadra che le piace giocare tanto, hanno giocatori di alto livello. Inoltre c'è l'incognita del possibile maltempo. Ovviamente si piove o non piove è una partita diversa, ma se noi facciamo quello che vogliamo fare penso che andrà bene. Intanto l'ala figiana Onisi Ratave, 2 mete con gli Ospreys, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027, 34 anni, a Treviso dal 2022, finora ha segnato 23 mete in biancoverde. E chiudiamo parlando di Aperishow, un evento inclusivo a Treviso. Una manifestazione che parte con dei valori importanti di solidarietà. Tutto ebbe inizio con un aperitivo musicale per sostenere un amico e questi valori sono rimasti, seppur la manifestazione ovviamente si è ingrandita. Era dal 2019 che l'amministrazione e Aperishow cercavano di incontrarsi. Dopo lo stop imposto dal Covid, l'area dell'ex dogana è finalmente pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi. Dal 24 al 26 aprile, dal 30 aprile al 3 maggio, ecco Aperishow, musica, intrattenimento e solidarietà, con una novità importante, un chiosco completamente alcol free. Nasce come evento solidale perché il fine ultimo è quello di andare a realizzare un utile per poter sostenere le associazioni del terzo settore che operano nel territorio, soprattutto veneto. Quest'anno avrà anche un nuovo inserimento, che è quello di un bar alcol free dedicato a chi si vuole divertire però senza fare abuso di alcol. 7 giorni, 2 palchi distinti, intrattenimento e generi musicali differenti e trasversali, grazie ad oltre 300 artisti confermati per poter continuare ad essere il festival di tutti, giovani ed adulti. Tra gli internazionali ci sono Barbara Tucker, Fede Legrand, Tujamo, Topic, mentre tra i nazionali ci sono DJ Matrix, Tommy V, Leifai 65, Alexia, quindi generi completamente diversi per tutte le tipologie di età. Ma al centro resta la solidarietà, inclusione sociale, disabilità, ricerca oncologica e lotta alla violenza di genere. Hanno aderito all'edizione di quest'anno Casa Priscilla, Fondazione Libra, Fondazione Solo per Te, I Bambini delle Fate, Spaceland e Fondazione Giulia Cecchettin. Quello delle giovani generazioni per noi è un target privilegiato, poter parlare ai ragazzi e alle ragazze che la violenza di genere, la violenza contro le donne non si manifesta solo quando c'è una forma più estrema di violenza, quella che tutti conosciamo, che va su tutti i giornali e su tutte le TV, ma ha delle forme più subdole che partono tanto tempo prima. La manifestazione è completamente gratuita, si potrà accedere all'area della dogana però solo attraverso una registrazione online e presentando un valido documento d'identità. Lo scorso anno Aperishow ha radunato oltre 300 artisti tra DJ, cantanti, gruppi live e performer, un pubblico di 170.000 persone e ha devoluto ben 151.500 euro in beneficenza. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.